Con un buon successo di pubblico sabato e domenica scorsi si è tornati a teatro a Favara con la commedia Kudiushe Kunifa Ummulu dell'associazione culturale Gionovanta San Vito. I diversi personaggi scena hanno dato vita in 3 atti ad una lunga storia che ha raccontato una vicenda ambientata in un piccolo comune siciliano intorno al 1980. Si narra del commendatore Cirino De Luca e della sua famiglia, lui, sfruttatore, semi-ignorante, scolasticamente di bassa cultura, abile manipolatore che cerca di far sentire le persone in obbligo nei suoi confronti grazie alla sua falsa generosità. Condivide il suo lussuoso tenore di vita con la moglie e i figli che non brillano per intelligenza e che quindi sono ignari della realtà. Ma il commendatore non riuscirà sempre a ingannare gli altri con la sua maschera e a lungo andare le sue trame d'inganno gli si rivolteranno contro sgretolando il personaggio. Una commedia che si chiude con un monologo di una delle attrici, nella fattispecie la moglie, interpretata da Lilia Alba, che rivolgendosi al pubblico lo invita a fare diverse considerazioni in relazione ai diversi temi trattati nella commedia. Io sono convinta che il teatro, oltre a fare divertire, a fare emozionare, debba anche far riflettere, è molto importante, il teatro è cultura, quindi la riflessione ci sta tutta. In questa commedia c'erano parecchi spunti che facevano capolino qua e là e quindi ho cercato di riassumerli tutti, dato che la commedia era abbastanza corposa. Abbiamo parlato di abusivismo edilizio, di sfruttamento dei lavoratori, abbiamo parlato di malcostume nei pubblici uffici, che gli impiegati si fanno i fatti propri, abbiamo parlato di disprezzo dei rappresentanti delle istituzioni e quindi della giustizia in particolare, e poi di un bel proverbio da cui abbiamo attratto l'autore Scammacca questa commedia, quindi Kudiushe Kunifa Ummulu. La prima pirata e chi da so. Ecco, qua abbiamo il Usceccu che voleva fare il mulo, ma alla fine è stato sbindato per dirla alla favarese, premiato relativamente. Certo. I personaggi vittima, invece di reagire vendicandosi, l'hanno perdonato mostrando a quest'individuo qual è la vera grandezza. Bravi tutti, veramente. Io sono soddisfatto di come siano andate le cose. Ma certo, contento, non poteva essere altrimenti con una moglie come me. Kudiushe Kunifa Ummulu è una commedia brillante di Angelo Scammacca che ha avuto la regia di Dino Patti ed è stata liberamente adattata in dialetto favarese dalla coregista Lilia Alba. Diversi gli attori che hanno spiccato nella loro interpretazione, il pubblico locale intanto non ha voluto perdere la rappresentazione della compagnia Gionovanta, tanto che l'unica serata in programma nel cartellone di Rassegnati 2017-2018 della Gioppi Group Events, quella di sabato 10 marzo, aveva registrato il sold out prima ancora della fissione della locandina. È stato necessario replicare la rappresentazione la sera successiva, a presentare la serata la brava Valentina Piscopo. Prossimo appuntamento è per sabato 24 marzo con Aglio, Olio e Peperoncino della compagnia Polvere di Stelle per la regia di Patrizia Russello.